Nato a Cesena ma veneziano a tutti gli effetti, il professor Giampiero Brunetta, docente e autore del libro sui 90 anni della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nonché uno dei massimi esperti della storia del cinema italiano, dice di essere rimasto senza parole davanti alla decisione del sindaco di Marcon, Matteo Romanello, di negare il patrocinio al film Roma città aperta. Questo sindaco non può essere sindaco di lotte di governo in un caso come questo. Il film si situa dentro ai grandi momenti della cultura italiana del Novecento. Una scelta che il professor Brunetta liquida come uno dei tanti scivolamenti di una parte politica di questi ultimi mesi. Se si tratta di regredire di 50-60 anni nella nostra storia. Roma città aperta è un film fatto da un regista che fino a un momento prima, qualche mese prima, aveva fatto dei film di propaganda fascista. L'augurio è che il caso si possa chiudere in fretta. Io mi augurerei che ci potesse ripensare proprio in quanto sindaco, proprio perché ha di fronte non una richiesta politicamente collocabile, ma di mostrare qualcosa che appunto io penso faccia parte del patrimonio dell'umanità.